Stasera parliamo delle tradizioni del periodo dalla Quaresima al trionfo della resurrezione, cioè Pasqua. Partiamo un po' dalla Quaresima, dalle ceneri in poi, no? Quando comincia a Quaresima. Quaresima, come scriviamo Quaresima? Quaresima. Allora, Qua. analisi fonetica. Quaresima. Quaresima. Qua. Sì. Ma mi dico Quaresima, quindi? Lunga. Due puntini sulla E. Signora Luigi. Questa sera non parlo più. Quaresima. Quaresima. Quaresima, cosa vuol dire? Tradotto in soldoni. Cosa vuol dire Quaresima? 40, no? Cioè 40 giorni dall'inizio delle ceneri, cioè dalle ceneri, inizio Quaresima, a Pasqua. 40 giorni. Non è proprio 40. Ma 40 giorni a Pasqua? Sì. Ma sei con te in 46? Sì, appunto. E come mai? È cambiato qualcosa È il calendario. Allora, vi do una traccia, un aiutino. A prima domenica di Quaresima, che domenica è? Io non so niente di questa cosa qua. La prima domenica di Quaresima. La prima, sì, ma viene in particolare che magari ora è meno sfruttato. Allora, a domenica da Pugnata. Perché dopo le cene. Tu dici, ceneri castigati, e a domenica rompiamo la Pugnata, alleluia, si stappa, mangia, beve. Come la sta facendo? Era Dio al carnevale, quindi... No? No. La Dio Carnevale è l'ultimo giorno di Carnevale, è il martedì che precede le ceneri. Martedì grasso. Non ci piove. Allora, un tempo la Chiesa aveva affrancato le domeniche. Infatti tra la Quaresima e le ceneri e Pasqua ci sono 6 domeniche. Quindi non si contava 6 domeniche. Cioè a domenica ti puoi anche destappare, no? Per dire, se prendevi la Quaresima come periodo di mortificazione, espiazione, eccetera, eccetera. E quindi in 40 giorni levate le domeniche. Tra l'altro la domenica dalla pentolaccia prende anche spunto da quella domenica dove hanno fatto festa carnevalesca o carnascialesca a Milano quando il vescovo era Sant'Ambrogio, IV secolo, quindi Varsei. Quando Sant'Ambrogio, allora non era più Sant'Ambrogio, non era Ambrogio, è diventato Santo dopo, il vescovo di Milano non era presente per l'ultimo giorno di Carnevale. E allora ha detto, come fermo? Aspettiamo. Lei arrivò a sabato, l'arrivò. E allora Carnevale ferma domenica. E praticamente alla domenica da Pignata sarebbe detto. Questo è uno, ma non credo che Emopigio spunto da questo per fare festa, cioè affrancare tutte le domeniche. No, questa era proprio la Chiesa. C'è un proverbio anche di Domenica da Pignata. C'è un proverbio che fa riferimento a No. Allora, a proposito di Pugnata, di questa Pugnata, ne dà notizie addirittura Marco Polo. E nel XIV secolo si ha notizia della rottura della Pugnata d'argilla in Spagna, che non si sa bene se fare una domenica da Pugnata o no. Comunque questo modo di divertirsi, di fare festa avveniva anche in altri posti. Nel XIII, Il XIV in Spagna. E Marco Polo è del 1200, se non sbaglio, no? Quindi XIII secolo. Sì. Allora XIV secolo. Se 1300, XIV. Sì. Cosa diceva? XIV, sì. Allora,
un numero 40 è molto ricorrente nell'Antico Testamento, no? Non solo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. 40 sono i giorni in cui Mosè stette sul Sinai quando poi ricevette la tavola dei 10 comandamenti. 40 giorni durò il diluvio universale. 40 giorni il Signore lo arrestò in deserto quando poi fu tentato dal diavolo, dal demonio. Carlevà, ormai non ne parliamo perché ma passò ormai. Comunque ricordate, non si dice Carnevà, Carlevà. Che in italiano carnevale, carne levare, no? Carne levare, cioè rinunciare a carne, dopo carnevale naturalmente. Invece in senese è carlevare, che praticamente è la stessa cosa. Car sta per carne e leva sta per leva carne. Come sempre lì, solo che in senese è carlevare. E tra l'altro, che è un'espressione non tipica senese, fa un carlevare fuori, indipendentemente dal giorno di carnevale, eccetera, prima della Quaresima. Fa un carlevare, lo di fare scempio, non aveva su bella casetta, non ha fatto un carlevare. Cioè, una cosa Ne credevo Baldoria, come fa? No, è un'accezione negativa. È più negativa. Credevo più... Sì, è negativa. Fa una fetta un carnevale. Cioè l'ha fatto scempio, l'ha sprecato. L'ha rovinato tutto. Ceneri, non può essere che qualcosa un po' comincia la Quaresima. Allora, vi ricordate che una volta si scriveva in tegese e immagini sacre di viola? Sì, è vero. Ora non si usa più, era quasi una, diciamo, aveva un poco, ma ce l'aveva di macabro. Sì, sembrava che il viola è il colore dei morti. Già resto i panni. Quindi, e da qui nasce il detto o la superstizione per gli attori, per gli artisti, che il viola porta sfiga. Pourquoi? Perché? Si riferisce a questo? Sì, ma perché? Perché nel periodo di Quaresima era proibito dare rappresentazioni teatrali. Quindi se le aprì Dio, lo Ivadine non lo uava, e se non lo uava non lo mangiava. E allora viola un porta sfiga. È legato solamente a una questione certo, pratica. E poi però il viola è rimasto, no? Nei paramenti. Come Cioè, Quaresima. I paramenti, sì, paramenti è viola. Mi seguiva qualcosa di interessante, ma... Fosse stato l'arancione sarebbe stato l'arancione quello del Fontasui. Domenica du Parnè. Du Parnè. Domenica del Parnè. A Benegi o Benegi. Benegi u Parme. O Parme. Possiamo tutti, no? Perché se Benegi o Parme? Perché si ricorda l'ingresso di Gesù Cristo in Gerusalemme, no? E a proposito del Parme, c'è un riferimento storico, non c'è niente inventato, è storia vera, nel 1000
1500, nel papato, durante il papato di Sisto V. Sì, Savona. Sisto V, che è rimasto in carica tra il 1585 e il 1590, quindi uno di questi anni qui, no? Sisto V, a proposito, però non è mai esistito il Sisto VI. Il Sisto Sesta. Perché C'è il film fai un po' a chiamarti Sisto VI, Suona lo male. fai tu, come se avessero fatto Papa Andrea Gallo, Don Gallo, Papa Gallo. Lui dice, ma meno male che mi Papa non lo fai mai, perché dove sta il Papa Gallo. Allora, cosa è successo in questo anno? In San Pietro, sapete che c'è un obelisco, no? Sì. Al centro. E l'hanno tirato su questo obelisco proprio tra il 1585 e il 1590. E quando hanno tirato su questo obelisco, siccome era un'operazione delicatissima, no? Di architettura delicatissima, l'architetto aveva detto che aveva bisogno di silenzio assoluto. E il Papa ha detto, tranquillo, anzi, fa su di meglio. E mano in editto per cui chi parla sarà messo a morte. E tutti lo seguono, senti. Qui questo è stato meno che l'avo manco, perché mi sono scappato da rie, va a finire che vabbè. Ma lo c'era, l'hanno fatto. Papa, che Papa è? Sisto V, quando hanno tirato sull'obelisco in piazza San Pietro. Morale della favola, per tirarlo su c'era tutto un sistema di argani legati, cioè, e poi, morale, cioè, in sintesi, l'obelisco che era a terra, orizzontale in terra, doveva essere da 0, doveva andare a 90 gradi. Tramite tutta una serie di cordami, nodati, eccetera. Solo che a un certo momento, Ah, non so sta storia. pac, O se decidono fa. non va più. Hanno bagnato. E ora? Già stavano zitti. appunto, Ha un cuncio non silenzio. Le passò. Nel silenzio, daghe dell'acqua e simme! Ah, così serve. L'architetto Fontana si chiamava, ha capito al volo, o la bagnò e corde, bagnando e corde si arrettiano, e quindi arrettiandosi, anche l'obelisco al centro, no? Applausi, tutto almeno, però il Papa non è pigiato là, perché guardia va là, l'architetto Fontana, alto, no, questo che bisogna dare in premio, altro che, perché se non fosse stato per lei, come lì che mi mettevo l'obelisco dritto. E allora, bene, hanno fatto festa, eccetera, eccetera, e a questo Capitan Bresca di Arma di Taggia, di Arma di Taggia, è per quel caso un tempo, no? Tra l'altro quella di Tunzenese, d'agua dell'agua e simme, alle cime e le corde, E quindi cosa era successo? Che il Papa, proprio per omaggiarlo, ha concesso ad Arma di Taggia di Palme. fornire le palme per la Domenica delle Palme al Vaticano. Ancora adesso. Ora, resta da vedere se queste palme qui, Arma di Taggia, doveva fornirle gratis oppure, cioè, È un particolare. è un particolare, che siamo in Liguria, non siamo proprio a Zena, ma siamo lì, ora, che abbiamo detto quelli di Arma di Taggia? Bello un nolo che ti ha tu fa, Capitano Bresca, che mi tocca a UFO per il Papa. Hai ritorno della pubblicità. Ma lui non che ne ha quei pubblicità. Allora, non si sa. Resta il fatto E con l'ego che dando l'ego a... le corde sarettia. Se sono... Sarettia e probabilmente mancava ben poco, perché non è che bagnando le corde si arrettia di 6 metri. Bastò poco, quel poco, per far arrivare in perfetta verticale. Il suo peso si sarà... No, è vero. Era grande, sono era di cotone. Ebbene sì. Era di provenienza anche quello lì dall'Africa? Non si
sa. Cosa? L'obelisco. Sì. Beh, l'obelisco viene dall'Egitto, non si scappa. Oppure qual è quella che Eritrea che ha fatto le Salassie lo voleva indietro, lui se non mi sbaglio. ha fatto Etiopia. 36 Quello l'ha dato. però che l'ha restituito. Ce l'ha restituito, ma quello lì c'è ancora, no? L'etiopico che l'ha restituito. Ma questo più è Questo più è Tu che sono questo sui è- faraoni che sono. anche perché Erano se evoluti, loro. se dovesse restituirlo, Arma d'Italia perde il privilegio, no? O almeno non so se Arma d'Italia lui vede lui che restituisce all'obelisco e perde il privilegio. Non si sa. Allora, quei Palme, no? Si fa festa la Domenica delle Palme, che palme, veramente olivo o addirittura anche palma, no? Ma non come femminuate che palme intrecciate, no? Cioè sfilze Proprio le foglie. foglie di palme intrecciate per dar vita a quello che sappiamo tutti chiamarsi un palme, no? Cosa fanno quando abbiamo Figiù? Noi vediamo l'ua da nave in Giù Parmè anche perché in Giù Parmè in canestrello che poi sono mangiati. Sì. Il canestrello Gheva era un biscotto, una ciambella, Sì. più o meno di questa Con le dimensione qui. praline colorate. Insieme a Gheva Sì. qualcuno vedeva fenuggetti, ma non erano fenuggetti, No. perché dentro non avevano No, fenuggetti. perché piccino. Erano perline colorate, che non mai sa più come in effetti si chiamassero. Ho chiesto a un vecchio panificatore, a Renzo Santina, ho detto, ma Renzo, ma come si chiamava quella famiglia? E chiamavamo come con il nome del fornitore. Ah, sì. Il fornitore, la marca praticamente. Sì, La marca Lea, Monpariglia. Monpariglia. Quindi quelli metti che l'hai messo su Monpariglia, sì, l'ho messo. Allora, abbiamo fatto di pasta di biscotto. Col buco. Allora, certo, è una ciambella. Poi in Monpariglia, e poi L'uovo. L'uovo. Sì. che metteva, lo cattavano, in uovo sodo, che era come se la nostra ciambella fosse un anello, no? E l'uovo era come un diamante incastonato. Era immerso in te. Sì. No, incastonato, Sì. veniva legato con delle striscine le stesse strisce di pane di biscotto, no? E questo uovo, ulea come ulea? Duro. Beh, era solo, ulea duro, però Era giallo. Colorato? colorato. E i colori quali erano più o meno? Rosso blu. Più o meno, erano sull'azzurro o sul rosa. Sì, azzurro. Anche perché dovevamo distinguere il figlio da figetta. Ma il figlio da figetta si distingueva anche da cose. Un fiocco. Un fiocco, Nastro. dal fiocco, Se metteva perché nastro. un conestrello li alligò Sì. o per me come? Con il fiocco, con una fettuccia di Sì. seta, quei nastri brillanti, che per i figli olea celeste o blu e per i figgetti olea Rosa. rosa. Sa la nascita, no? Colore del genere. Il colore non si sarà Colore messo. del genere. Sì, ma l'uovo A proposito di rosa, sa la nascita, no? Sì. Nasce un bambino, termine promiscuo, pigia o metà lì, no? E a fianco viene nato. Quello che dice, ehi tu, ma chi sei? Tu? Ma sei un bambino o una bambina? Boh. Guardaci. E come si fa? Aspetta. Sei una bambina. E come hai fatto a saperlo? C'hai le mutandine rosa.
è quello che secondo me. Vabbè, sta dire. E come si colorava l'uovo qual era il sistema per colorare l'uovo di rosa, perché non veniva il rosso? Si faceva bollire con carta crespa. Rossa originava il colore rosa e blu originava il colore azzurro. Ebbene sì. È vero. Io pensavo verde perché dico fanno già verdia. Allora, normalmente era o azzurro o Per rosa, alimentare. o celeste o rosa. Vabbè, Poi, chiaro, se ti mettevi la carta crespa arancio, diventava. Però normalmente, siccome vi ha sempre la distinzione tra maschio e femmina, tu si fava rosso e diventava rosa, o blu e diventava azzurro. Poi crespa perline Monpariglia. Cioè, vuoi fare lì così? Mia nonna che diva No, l'uovo è un uovo solo. frescetti. Ma sai, io ti dico la verità, l'uovo sodo non lo so mai mangiato. Sughera lo posavo lì e poi non lo so. Quasi. No, perché se riesci sì. La ciambella sì. Marghettini, quelle piccine che si fanno le culate. Sì, marghettini forate. Sì. Marghettini. Forate Sì, che per sì. Per le le Perché mi facevano venire in mente quelli piccini. con l'ago, Sì, infilavi e ti favi con la linea e i braccialetti. Tipico delle bambine. Quanto ne abbiamo fatti? Tipico delle bambine. Chi ti favi Quelle braccialetti? scatolini. Allora, a Domenica del Parme segnava anche una data importante. Ma una data, no? Per cui quella domenica lì casesse un mondo, nevesse, pincado che si sciopa, braghe curte. Ah sì. Tanavi a messa bene giù per me, quei braghe curte nuove e molto probabilmente erano quelle da comunione. Se te venivano sul bene. Veniva scalare. Sì. Quelle da comunione. Mi ricordo di Domenica del Parma che avevo un freddo canto. Quelle braghe curte. Devo te ricordi. Io ne c'è tu Luigi. Aveva dato un Mi canto. ricordo. Sì, è come militare, no? Ho bisogno a militare cascasse il modo di divisa estiva. Io invece mi ricordo a Nettina, a Santa, ti ricordi a Nettina? Per Pasqua, per Parma, avevo vestitini, vengono tanta cosa così dentro, che così l'anno prossimo o l'andavano con bene, tutto con l'ulea. Era un po' un modo per rinnovarsi, ormai la primavera ti gaisa primavera, no? Scarpetta. Perché Pasqua viene, quando viene Pasqua? La domenica successiva al primo plenilunio di primavera, quindi la domenica del Palme alla prima. Però anche adesso potrebbe essere che Pasqua, siccome può essere benissimo il 23 di marzo, che il giorno del Parme è la settimana prima, quindi il 6. Ma è difficile, è quando Pasqua è molto molto bassa. Bassa vuol dire precoce, alta vuol dire È il contrario a Medioevo. Medioevo invece è basso. il contrario. Sì. È il contrario. Vabbè, comunque Quest'anno è Pasqua. alta. Quest'anno è alta. Alta vuol dire 17 aprile. Avvenia, Qua è già maso, qua è già maso. immagino un po' meglio. 17 Per dire aprile. vicino a marzo. Sì. Cioè, per essere saccato. Alla cioè vicino a maso. Una volta i pantaloni lunghi i bambini non li portavano, non sbaglio. No, d'inverno sì. Allora, Calzettoni. Guarda, mio fratello più grande è nato prima della guerra, quindi ogni tanto dice, noi da bambini abbiamo sofferto tanto freddo perché usavano solo i pantaloni corti. no, esci. E che abbiamo tanto freddo addosso che se che riusciamo a vivere come braghe chiuse sei sono tutti morti. No, vabbè. Qualche No. posto forse. Magari precoci, cioè glieli mettevano Sì, appena si poteva. appena si poteva, ma stai tranquillo che non andava. Anzi, che
che io non ho mai potuto sopportare è Braga Zuava, Ah, sì. che mi pensavo slava, no, alla Zuava, così come portavano gli Zuavi che erano delle truppe, no? Bombè, non so che. No, erano in fondo, chiuse in fondo. Sì, che restavano un po' gonfie. Tanti dicevano che gli Zuavi li avevano perché se durante il combattimento poi avessero avuto un problema intestinale, tanto non sortiva niente, restava tutto lì. Rimaneva a casa. Poi un altro dell'uniforme, un berretto quello egge, un paralegge, Sì. però non ti devi vedere tu. A berretto. A berretto. Quello è la piazza. Che lì ha delle pelle, no? No, le ha normale. Normalmente le ha delle Mi ricordo pelle. queste para. Che ti ha su quelle parpelle e che dico, a berretta cuccio, ti ricordi? Ciac, ciac! Quando mi voleva quelle berrette lì, andavano lì, oh ciac, ciac! Come perché va a berretta cuccio? Che ha con fumelli. Io fumello. E che ho pumello. Era di velluto anche. Sì. No, quella lì ha delle pelle, lì ha la berretta delle pelle. Di quelle che ti ha visto e uesi. Berretta cuccio, quella è un classico. Abbiamo un baschetto. Baschetto. Un baschetto. A proposito Non copriva le orecchie. A proposito della Domenica del Parme, pagina 132, in questo libro me ne parlo e più o meno quello che avevo detto l'ho scritto qui e chi è anche una poesia che dice più o meno cosa succedeva. Naturalmente è mia personale, quindi, ma penso che tutti siate d'accordo, voi che l'avete vissuti questi tempi. A Nulea di Aveite è in una grande attesa, mai tutti comunque invece in te. Quando a primavera ormai s'affetta, andiamo fei a Benigio per me. Rinnovavamo chi poteva e scarpe, e addirittura delle volte anche un vestito. Ma gli altri figli erano più invidiosi di quelli che hanno in grado di esibire in par me con tante belle panze. Muscio, da poi se poi qui altri a stimare, e dove così tegnissero ben stretto come un prezioso tesoro da guardare. O me li ha sempre comunque dignitoso, e da poi o me peiva anche un più bello quando a mattina, un po' prima della messa, appendevo qui in fregetto o canestrello. Me mo cattava quasi sempre a sappello in tabutega alle vicine dai furnaetti, con l'uovo duro incastonato come in diamante e ricoperto di variopinti fenocetti, che diciamo fenocetti ma dovevo fare rima. In Ciubalò poi, l'ultimo ricordo, a mia bene riportare un tregua a si riferiva naturalmente al canestrello, cosa è stato dopo o duse e udirnà. Ma come sempre, inevitabilmente capitava, a funzione dita e oramai finia, che davo prima maliziosa una leccata, e poi, all'encun così grande a nostalgia, cominciava a dentare lo ciancianin con timorosa e riverente devozione, e finì in conclusione per divorarlo in ten spedio e irrefrenabile buccun. E a me che con sospetto mi diceva, ma Ninetto, canestrello d'undulè? Rispondevo con spudurato vittimismo, mia avasa bene se non riusciva a portare un par me. Potevi mangiarti anche quello. Era indigesto. Era amaro. Ti ha difeso per me. Ho difeso un par me. E ora passiamo alla domenica dopo, a Pasqua. Pasqua che è i riti, la settimana Siamo un particolare. Dimmi. Domenica delle Pasque, il Vangelo, che dura 3/4 d'ora. Ah beh, la domenica delle Palme si legge la passione di Cristo e difatti a due. Ora è ridotta, una volta era integrale, non finiva a diverse personaggi, infatti mica leso sempre in cappellina, faccio sempre il lettore, no? E gli altri fanno i personaggi, Gesù lo fa sempre il celebrante, poi che San Pietro, che i giudei, eccetera, eccetera. Ebbene,
Settimana Santa. Settimana Santa, prerogativa è quella della digità, primo i sepolcri. Che sepolcri, sepolcri uguale sepolcri. Ma è un termine improprio sepolcro. Sì. Perché sepolcro, cosa vuol dire sepolcro? È una tomba. Una tomba. Non Cioè, è se un siamo a Venerdì Santo, chi c'è nella tomba? No, non c'è. Ah, non c'è ancora. Nel sepolcro c'è il corpo vivente di Gesù. È vivente. E difatti non si chiama sepolcro ufficialmente, ma si chiama altare della riposizione. Altare della riposizione. Riposizione. Dove è stato riposto il corpo vivo di Gesù. Spiegami com'è il corpo. L'ultima vivo, cena. perché- no? È l'ostia. No, è il corpo di Gesù vivo, l'ostia ci Si vive. celebra il giovedì santo l'ultima cena. Sì, Quindi è poi l'ultima mettono cena. l'ostia. Praticamente Gesù muore il venerdì. Il venerdì santo il sepolcro non c'è più. E si lo tolgono. Alla sera, Sì. nella sera si Nella toglie. sera. Si toglie, la quindi cerimonia è della- sbagliato. Noi altri siamo abituati i Sì. sepolcri uguale il sepolcro. Però non è improprio. Ma non è una cosa di ora, è sempre stato così. È che per tradizione levo sempre a me E va a vedere sepolcri. tutti. E Ma quindi con i servizi in televisione Eh. ci sono Oh, Sì. sepolcri, ma il Signore non è mica morto. No. Il Signore è ancora vivo. Va nell'orto degli ulivi. poi- C'è il Santissimo. C'è il Santissimo. Vai lì Infatti si prega. a pregare, ma come in una Gesù. normale cerimonia di Adorazione. adorazione, no? E beh, lì riti, processioni durante il La venerdì, Vaglia no? di- Siamo al venerdì adesso. Venerdì. Quello di Savona. Ecco, la Sapona. Savona fa però un anno sì o un anno no, biennale, diciamo, ogni 2 anni. Mi ricordo che ero anche in casa ora, era Elena, a fotografia lei sul libro, ma se lo dico indovinate subito, individuate subito di cosa si parla, quella specie di raganella, no? È presente? Sì. Sì, che fa... Raganella. La gira che fa rumore. Sì, quella che fa rumore, no? Allora, Allora, mica non una così. Lei va fatta a me e nonno, e a cosa serviva il venerdì santo? A serviva che diva per battere i giudei. Cosa vuol dire battere i giudei? Voleva dire che nei riti del venerdì santo, nelle chiese o nell'oratorio, ora non so di preciso come lo facessero, quando ero più giovane non l'ho mai visto messa in atto questa operazione, ma se fava rumore per spaventare i giudei in modo che non crocifissero Gesù, cioè, per cercare di salvare Gesù. Se abbatte i giudei, no? I giudei, rumore, i giudei, oh, è un Signore. Sappiamo bene poi com'è andata, no? Naturalmente. Però gli altri che mi privano, quantomeno che privano. Era una forma di protesta. Era una forma di un tentativo Difesa, di stravolgere la storia, che però sapevamo bene che non avevamo Scusa, avuto. si fava Era solo rumore. a 6 del venerdì. E nel venerdì santo, durante uno dei riti di In allora, Gesù. non lo so francamente, mi pare che mia nonna mi parlasse dell'ottoio, non lo so francamente. Comunque si usava per battere i giudei, questo qui è per battere i giudei, cioè fare in modo che i giudei si attraversavano poi a scappare. Come si chiamava più? Raganella. Raganella. Poi veniva usato e i riti e la tempistica è cambiata, no? Ormai una volta usavo, il Signore risorgeva a mezzogiorno del sabato. Ora risorge alla sera perché c'è la messa della veglia, eccetera, eccetera.
e quando suonava le campane per annunciare la resurrezione di Gesù, allora cosa si fava? Prima cosa che si fava in casa, cosa si fa? Bagnarsi oggi? No. Ardio bronzina la lavasse a faccia. Perché Perché in quel momento lì tutta l'acqua era benedetta. E addirittura anche il mare era benedetto. E qualcuno a seconda della stagione fa anche un bagno. Però tieni presente, non è di sera, è del mezzogiorno. Forse è stata una bellissima giornata, qualcuno fa anche un bagno. Uno poi va a pigiarsi l'accidente perché lei è acqua benedetta. Benedetta, veramente. Adesso lo chiamano cemento invernale. Cemento invernale, a gennaio. Dall'8 di dicembre alla prima domenica di marzo, fanno i cimenti. Vabbè, comunque, solo le campane dicevano anche che serviva a scacciare gli spiriti maligni, eccetera, eccetera. A Pasqua non è una grossa tradizione come Natale per quello che riguarda la gastronomia, no? Le ricette del giorno di Pasqua. Però i ravioli. a Pasqua si mangia. Le piace le ravioli? Io sì. No, questa qua veramente no, Io scusate, è la ricetta del sì. sabato santo. Ah, No, il sabato santo, non sarà come a Pasqua. Comunque quello che ho detto per il giorno di Pasqua vale, Sì. non c'è una grande tradizione. Sì, sì, Mentre il dipende Natale, che è dalle un po' di famiglie. tutto. No? Comunque, al sabato santo, tanto per fare un po' di sacrificio, si mangiava bianco e negro d'agnello. Sì. Sapete cosa è bianco e Sì, negro? sì. No? Sai cosa è lo bianco e negro? Fegato più polmone. Sì, sì. Al sabato Le tue lo facevano lì. E cuore anche, sì. e un perché tu fegato che anche Come un una l'agnello. E il colesterolo. piatto invece che precedeva il bianco e nero era regininque, cioè brodo, Pasta leggera. quelle reginine, e che poi reginine non è una pasta proprio da Reginette, mortificazione. Da ospedale. E quelle Reginette. oppure sì, reginette o signorine. Ma in Battute battute Trento o brodo Con un po' di persa. alla stracciatella. Con un po' di persa, sì, sì. Vabbè. Che buono. Poi veniva a Pasqua, naturalmente, dopo un sabato veniva a Pasqua. A me non piaceva la roba in brodo. Pasqua, chiesa in festa, naturalmente. Per la chiesa la Pasqua è la festa più importante dell'anno, perché rappresenta la risurrezione di tutto, no? Mentre invece la nascita di Gesù sì che ha più fascino, tutto quello che vuoi, però tutto sommato nascere è in buon tutti a nascere, a risorgere mica tutti a risorgere, e quindi di conseguenza la Pasqua è la festa indubbiamente più solenne di tutto l'anno liturgico. Perché se a Pasqua c'è l'usanza delle uova di Pasqua, no? Delle cicolata, di regalare, cioè te regalare qualcosa ti regali le uova di Pasqua, no? È pieno delle uova di Pasqua. Una simbologia. È simbolo. Beh, è una simbologia fino a un certo punto, a parte il fatto che rappresenta la vita, no? L'uovo rappresenta la vita che ritorna, Gesù Cristo che è tornato in vita, la natura che ritorna in vita, ma più che altro si riferisce a Gesù Cristo. Però l'usanza è consumistica la nostra, no? Ma prende spunto dal fatto che nel IV secolo, quindi siamo nel 300, ma non 1300, 300. Non so per quale motivo, Basso medioevo. non so per quale motivo, la Chiesa che allora faceva il bello e il brutto e il bello e il cattivo tempo, proibì l'uso delle uova, cioè nessuno poteva mangiare uova in tutta la Quaresima. Così. Ebbene sì. Così Oltre alla carne e della Uova. Ma siamo nel IV secolo.
Poi può darsi che nel quinto Sardi abbiamo fatto una bellinata. È meglio Era la lasciare. penitenza. Cosa era Delle successo? uova nella Carne Aveva no. penitenza. Cose no, proteine vere. Sì. Ma tutta la Quaresima. Ha deciso che oltre a mangiare carne, Al che venerdì? niente ove. Perché faccio Solo che le galline qua di o a chi basta ave non fanno più. Eh. Le galline fanno un mese. Certo. E allora cosa è successo? mangiano. Che dopo 40 giorni che nessuno mangiava, tutti vanno a capina delle ove. E allora, cosa che regaliamo a Tegini? Mi ha portato che 10 ove. E allora, mi ha finito 3 ove. Magari Tegini non vedeva galline. Mi ha quindi- fatto fresco. E allora lì è nata l'usanza di regalare uova a Pasqua, che poi si è tramutata ai giorni nostri nel donare, anche contraccambiare il regalo con le semplici uova, ma però di ciculata. E la sorpresa come è nata? E la sorpresa è nata al consumismo, tanto per Catale. Se che a sorpresa te ne cattive di più, È più bello. Sorpresa assicurata. Si vede Allora, a sempre. Pasqua cosa si mangia secondo la Io te lo dico. tradizione genovese? Bello. Allora, le ricette tipiche sono Ravioli. la cima, assieme Ah sì, ma è già un piatto natalizio, però anche a Pasqua va bene. va bene. Come dire, assieme va bene anche a Ferragosto. Dei puisci freschi. Va sempre bene. Però in piatto tipico pasquale una è lettughe pinne. Ah, sì. Ebbene sì. Ma lei faceva? Certo, ma deve sapere. Ti fai assieme, e tanto che ti fai assieme con un po' di ripieno fai anche le lattughe. Poi si mangia l'agnelletto, l'ha mangiato addirittura Gesù Cristo l'ultima cena, no? L'agnelletto, Bello. e continua a Sacrificato mangiare. l'agnello. L'agnello sacrificato. E poi a torta pasqualina. Torta pasqualina. Di cosa l'hai fatta la torta pasqualina? Di che te da pasquina? Verdure? Di? Verdure? Guarda. Già, Le già. bietole. Le sughietole? De già. Già, Viene su già. già, mica mette anche il carciofo. Non carciofi. Ardiciocche. Di sciocchi. No, No, perché allora, Lo so. la torta pasqualina è fatta unicamente con tutti gli formaggi di bietole già. 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 Se vuoi fare la di ardiciocche, nessuno ve lo vieta. Ma a me mi gusta più di ardiciocche. E fatela di ardiciocche. Però non la torta pasqualina, è una torta di ardiciocche. Giusto? Sì, la vera Giusto. A vera la del già. Sì, sì. Poi Chi il che famoso mette- discorso 33 sfogge, sì. come gli anni del Signore. E tu giù vedi che fa 33 sfogge. Buonanotte. Poi Guarda, ti feci una cannetta, Insieme a ti che Natale. sciusci in modo che fasse all'ansa e ti poi ti che cacci l'uovo duro lì. Sì. L'uovo duro, l'uovo che poi è duro quando si quello cuoce, no? Sono tutte coreografie, diciamo, che metterla in pratica tra l'altro non era neanche tanto semplice. Ok. Lunedì dell'angelo. Ah, de dulce a Colomba. De dulce a Colomba. Colomba e l'uovo. Ne la scrivo cicolata. un menù. Uovo, cicolata e colomba un'era Come la buona. un Cioccolato fondente e un po' di chi che gusta che ha quello bianco, che ha quello roulette, che ha quello fondente, vabbè, comunque che ha anche addirittura che ha anche non è sulle ma che ha anche campagne Ah, sì. campagne di Sì, cioccolata campagne, che piacere. le volte e hanno pinne di ovette Sì, dentro. sì. Mi È piace. vero. Ma Anche no, l'agnello. poi se ne Anche vede di l'agnello più, con il sì, cioccolato. poi se ne vede un po' di più. Vabbè, poi di cicolata fanno tutto. Sì. Scusa, Nino, primo non niente. Primo non ne parlò perché il primo Dai, boh, furore di non Marisa. esiste. A furore di Grazie. Marisa. Grazie. Se che fusse me, te dice, Te- mi faccio due raio. Sì, anche. Perché mia madre ha fatto tanta fame da figgetta e tanta quei raio che sapeva, come si dice, no? Oh, sa che va persa, faccio due raio, no? E mia madre non aveva smanca se non che va persa, che facevo meglio. Va sempre bene. Eh? Va sempre bene. Va.
Mia amica Natale e Pasqua, ravioli. Poi non ne faccio più durante l'anno, basta. Però Classico. sì, mi piace farli anche. Allora, lunedì dell'angelo, in senese è l'undumà di Pasqua, è lunedì dell'angelo. Cioè, Come scriviamo lunedì dell'angelo? lunedì. Vabbè, lunedì, De- è inutile che lo scrivi. de- Dell'angelo, Angelo. de, Angelo. siamo maiuscolo, Sì, Angelo. Angelo, dell'angelo, Angelo. 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 Mettiamo l'accento. Per evitare Angelo. allora, è una parola che le sdrucciola questa, dove l'accento cade sulla terzultima. Dice là, angelo, Sì, non perché se no angelo, si legge angelo, angelo. angelo, non angelo, quindi che va l'accento. Lunedì della Se poi sei sicuro che non vai sbagliare, puoi anche non metti mica l'accento. mettiamo. Però l'accento che un metodo per far capire che è una parola sdrucciola, quindi l'accento cade sulla terzultima. Lunedì dell'angelo, assolutamente mai Pasquetta. Mai Pasqua. Perché Pasquetta è Epifania. il 6 di gennaio, l'Epifania, e abbiamo detto, non Sì, perché, è sì. inutile che ritorniamo, o diamo a beneficio dei nostri. Sì. Perché il 6 di gennaio la Chiesa rende manifeste le feste mobili legate alla data pasquale. Sì. Quindi ceneri, Candeloro. Quaresima, ceneri, Quaresima, Pasqua e Pentecoste e Ascensione. Ascensione, Corpo No, Corpo Domini, l'ascensione. un'altra cosa. Ascensione, sì. E l'ultima data è la prima domenica di Avvento. Esatto. Vabbè, comunque, questo la Chiesa il giorno 6 rende manifesto in base alla Pasqua, quindi lì siamo a Pasquetta. Sì. E non è solo un'usanza chiamare Pasquetta il 6 di gennaio, nostrana, ma anche è un'usanza anche di tante altre regioni italiane. Quindi non è no. Poi la Chiesa lo fa per tutti, Sì, mica comunque solo per gli altri. l'altro Pasquetta è assolutamente improprio. Di chiamare lunedì dell'angelo. Ma perché Che dici? è il giorno Pasqua. successivo che ha meno importanza e quindi è un diminutivo. Sì, Mi ricordo che chi in Tamana fava a Femancun Oua, Santa Cecilia, festeggiamo Santa Cecilia, è il Novembre. 22 novembre. 22 Sì, a novembre, fine novembre. che non essendo festa comandata, si festeggia sempre il sabato successivo o la domenica successiva. Una volta chi è alla festa grossa, chi ammassava un vitello grasso, chi è, che ha tutto, e fava Santa Cecilia e Santa Cecilietta. All'undumà mangiavano i avanzi. Sai che è una cucina? Che è una cucina? Che La è? cucina della, ma poi magari portava roba da casa. Sì, sì. Io di tutto. Poi quando sono subentrato un mese, io all'usanza andavo al ristorante. Poi il ristorante è troppo. Poi a Femuchi è dignitosissima. Femo da mangiare, cioè Femo, almeno non faccio niente, fa da mangiare magari a Mugello sorbara, qualcosa seccata, eccetera, e facciamo una cena in piedi, no? Come si chiama? Non una pericena, una cena, nel senso l'aperitivo bisogna un bello, ma una cena. Magari anche i primi freddi, per dire. Conviviale, una cosa. No, non è una cosa bella, perché tra Vorrei l'altro ripetere quello che hai detto, che Dimmi. la Chiesa rende manifeste. sì. Allora, rende manifeste Le date. le date Sì, delle feste mobili legate alla data della Pasqua. Perché ci sono delle feste, tipo l'ultimo giorno di Carnevale, quindi le ceneri, Sì, non è che è dopo feste nuove. il Carnevale in Carleva comincia il giorno dopo il 17 Antonio. Sant'Antonio. Sant'Antonio. Lu porco. dove si mangia a Sant'Antonio l'ultimo pan dulce che si aspetta a Natale. Vabbè. O di giorno comincia un Carleva,
che non si sa quando finisce, no, si sa perché basta il mio lunaio, ma non è che dura X, 15, 20, 30, no, dura tanto finché non si arriva ai ceneri. E ceneri, come si fa a calcolare il giorno dei ceneri? Da Pasqua ti vende 40 giorni e vive ai ceneri. Quindi le feste mobili legate alla Pasqua sono ceneri, Quaresima, Sì. Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Ascensione. Mi piace in castagna. In prima Pentecoste o Ascensione? No, l'ascensione. Ascensione? E allora Ascensione e Pentecoste e prima domenica di Avvento. È Avvento. considerato 50 giorni dopo Pasqua. Sì, e l'Ascensione L'ascensione prima? Va bene. Ascensione e Pentecoste. E anche a prima. E la prima domenica d'Avvento. Allora, una Pasquetta. A proposito, lei è un Pasquina, che lui che vede con una Pasquetta, perché Pasquina ha quello splendore delle sue mamme. Tu l'hai conosciuta Pasquetta? Sì, anche perché. Come Luigi? Allora, l'usanza è peggio da tutte le parti, no? Anche dagli altri. Gita fuori porta, chi non è porta, anzi no, fuori porta ci perché tu che in casa ti passi a porta, la porta è un'altra cosa. E si andava in campagna, ti portavi merenda, eccetera, eccetera. In fagaggia. In fagaggia. Allora, magari se ti mangiavi a casa e non ti portavi la merenda in sciupro, cosa si mangiava normalmente? Gli avanzi. Sì, gli avanzi, cioè a Simma per esempio, Se mangia bene di Pasqua, a fette impanai fritta. Impanai fritta. Poi la torta pasqualina che alle avanzate le vengono a mangiare tutta. E poi ardiciocche fritte. Che brutto. Che buono. L'agneletto finiva subito. Allora, se dice qualsiasi cosa, come ti fa? Impanai fritta. Allora, se mi impano una cosa, poi cosa ne faccio? Posso altro che frisare, no? E perché si dice impanai? Ti hai mai sentito impanai bugia? No. Impanai mi salì come ardiciocche, no, impanai fritta. Si dice però. La puoi anche friggere senza no, La puoi anche, no. Impanà e fritta, non dici? Era giusto dirlo. No, però Ma è superfluo, è pleonasmo. Era forzoso. puoi anche metterla nel Ma- puoi anche metterla nel forno. Sì, vabbè, ma questo qua è una diversificazione venuta dopo. Impanà e fritta è un termine del 200 avanti Cristo. Impanò e fritta. È per una cucina dietetica Sì. questa. E che anche un dito, no? Che impanò e fritto le buca anche una salvata. Sì. Cioè qualsiasi cosa te li impaghi Sì, e perché poi la ti affri alle buche. cucina ci viene con la Allora, cucina. prova un po' a fare il petto di pollo Sì. Lo fai fritto. impanato e fritto. Con un'altra Poi cosa. ti pigi, però che il pane giusto, no? Tipo quello di pasta dura, no? Sì. Quello è dentro che tanta mola già. Ti pigi, o anche il pancaré, Ti che levi a sua classica forma quadrata, lo saggomi un po', ti limpanni, Insieme. no? Pancaré. Te lo passi in l'uovo, ti limpani, poi ti lo frisi insieme E ti che cose, e ti lo metti in toa. A chi che tocca, non sa una cosa. Mi compro il uovo, quindi vedremo, non dov'è. Per me volevo pulastro, cioè, anche lì devi stare attento, devi fare un pulastro con scienza, devi fare tutte uguali. Il gusto, vedi, in valore freddo le buone con pancaré, ma le buone anche una salvata. Denigri col foro però così. Denigri col foro però. No, è che, cioè è la conferma che in panò e fritto le buone anche una salvata. Vogliamo non è una salvata, o una fetta di pane, però va bene lo stesso. A proposito di Pasqua, così come ho scritto del Santo Parnè,
Ho scritto anche De Pasqua, e De Pasqua ho scritto Codello. Questa roba qui. Ecco, questa è la battandella. La battandella. Vedi? Ah, la cannella. Raganella. Battandella. Io dico raganella. Sì. In senese battandella. 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 Che ti fa così? Raganella, battandella. Battandella. Infatti era solo da poco persa, si era solo da poco persa l'abitudine del battere i giudei quando io fui giovane, cioè cercare di scacciarli, quantomeno allontanarli dal nostro Signore, in modo da evitargli la condanna che purtroppo poi avrebbe subito. E lo si faceva sfordando la chiesa con quello strumento popolare in legno massiccio chiamato battandella, la raganella. Io che conservo ancora un artigianale campione di mio nonno, eccetera, eccetera, questo è de Pasqua e dell'uovo de Pasqua ho scritto questa roba qui. E non le ha piaciculata che tenivo a veinetante, ma perché ci ne arrivava e ci per me le è emozionante. Mi sentivo davvero ricco di qualcosa che poi in fondo di valore non aveva poco, ma è il padrone del mezzo mondo. Tanto io mi si infila allineare con diligenza per i vantanti soldatini li insciumarono da credenza. E mi è il comandante di quella strana compagnia, vestia di luce e di freggetti che mi mettevano allegria. Mi contavo tutti i giorni come sempre invece in 4, 5, 6, 7, un decile, chi la portò? La mandò alla Ortensia, o te gusta, uno più grande, e da un ciocco non riasbagliame, ma che qualcosa di importante. Si insinuava così a lui quella quella una spia, così che a dentro e ove, e che non aveva effetto tribulà. Fino a che non arrivava Pasqua e a quell'ua tanto attesa, le dava in pugno a tutti quanti e finalmente a mia a sorpresa. Sì, perché a volte le sorprese le facevano mettere, no? Mi ricordo che Michelini l'ha conosciuto, no? Chiosone. Ah sì, marito di mia cugina. Sì. Quando erano galanti, regalò l'uovo e dentro aveva fatto mettere in braccialetto, no? Non si sapeva, ma si sapeva. Non si sapeva, ma si sapeva. E però mia cugina Giovanni voleva, io l'ho sempre chiamato truffa, no? Uno poteva stare quieto. La cangiò. L'ha visto con il braccialetto e quando poi sul tuo film, io sei. Che poi mesmo di queste ore qui, cibolata magari a terra scalde, cosa fa mesmo? A cogeva. A cogeva. E poi magari la dava crocchetta in tuo caffè, tu letto. Fava qualche torta. Ma no, tu letto magari. A cogeva, cotta, la cibolata cotta, non fava male, non lo so. Allora che ha anche, diciamo, l'usanza, il modo di altri figli, come ti rompi di uova in casa, no? Poi te ne avevi a far vedere, a confrontare con gli altri, a confrontate per via delle sorprese che ti hai avuto voi altri. Mio amico bello, magari via da gente che trovava a mettere magari 4 portachiavi e gli altri in ralloio, non si fa. Che magari che aveva ammesso, non lo credo perché lui da figliuola. Magari qualche... No, qualche bella sorpresa l'ho trovata. Ma io non mi ricordo che trovavo delle sorprese stratosferiche. Però meno male. Allora, il portachiavi è diventato un tormentone da un certo momento in poi, non erano tutti portachiavi. È vero. Abbiamo tutti portachiavi delle volte. Sì. E poi non mi ricordo cosa poi mettevano dei giocattolini. Sì, ma anche componibili. Componibili da mettere insieme. Allora mettiamo braccialettini così. Quei braccialetti. Sì, piccoli Lego da... ciondoli, sì. ciondoli.
cosine proprio. Campane, tutti ciondoli. Sì. Macchinine. Il fischietto io ci ho trovato dentro le... Sì, è vero. Sì. Poi vendono le uova con la sorpresa tosta che costano un po' di più. E beh, ma d'altronde più bella la sorpresa, più... Ma è chiaro, per i bambini, mi ricordo che a cioccolata non ho mai fatto tanta non mi attirava poi così tanto. Però la L'uovo sorpresa, voleva dire trovarci Lì è la qualcosa di sorpresa. era la sorpresa, avevo un nome comune, sorpresa. sì. Bella sorpresa. Poi magari interessati dell'uso. Chiudiamo pure perché ormai gli argomenti li abbiamo trattati tutti, salutiamo i nostri amici che ci seguiranno poi da casa e buona Pasqua e buone